È mercoledì 3 aprile 2024, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Questa mattina ci occuperemo di autismo, ci occuperemo anche di arbitri e di inclusione, ma prima apriamo la puntata numero 275 con il calcio. Catania ha battuto il Padova 4-2 supplementari, si è aggiudicato la Coppa Italia di Serie C, una vittoria dell'orgoglio che ha mandato in estasi il popolo rossazzurro, che però non era sugli spalti, lo ricordiamo perché la partita si è giocata a porte chiuse, presenti soltanto 1500 giovanissimi calciatori under 14, ha deciso tutto al minuto numero 119, un gol di Costantino che ha siglato il sorpasso ed ha evitato dunque la lotteria dei calci di rigore. Scoppiata poi la festa in campo, sugli spalti e anche nelle piazze della città. Sentiamo. È la notte dei miracoli, dove il brutto anatroccolo si trasforma in cigno, con il Catania che conquista la Coppa Italia di Serie C, mettendo in bacheca il primo trofeo della sua storia. Ciccio Rapisarda, sotto lo sguardo compiaciuto di Pelligra, la solleva al cielo con orgoglio. Il popolo rossazzurro può esultare. La vittoria del cuore, del carattere e dell'orgoglio arriva forse nel momento più difficile della gestione Pelligra, in un Massimino semideserto, rivitalizzato dai 1500 ragazzi delle scuole calcio affiliate, che alla fine potranno dire io c'ero. La notte memorabile di Catania inizia però con una doccia gelata e il terzo minuto, quando il Padova, già vittorioso all'Euganeo per 2-1, passa in vantaggio. Valente su cross dalla destra conclude in porta e trova la deviazione di Albertoni. Sul pallone si avventa Bortolussi che anticipa Castellini e deposita in rete. Al 24esimo arriva il pareggio del Catania, un calcio di punizione battuto da Cicerelli finisce sul braccio di Perrotta per Nicolini e rigore. Dal dischetto Di Carmine spiazza Zanellati ed è 1-1. Poco dopo Liguori sigla il raddoppio per il Padova, ma l'arbitro annulla per un fallo precedente di Valente su Bois. Allo scadere del primo tempo gli etnei passano in vantaggio. Cicerelli duetta con Zammarini e di destro sigla la rete del 2-1. Nella ripresa Zeoli inserisce Chirico al posto di Peralta per dare più spinta sulle fasce, ma le cose si complicano quando Bois regala un calcio d'angolo al Padova. Sul cross arriva Perrotta che sorprende Albertoni. Nel computo del doppio confronto i biancoscudati sono di nuovo avanti, ma restano in 10 per un intervento killer di Dellicarri. Nicolini, richiamato dal VAR, estrae il rosso. L'uomo in più dà la carica al Catania che spinge a testa bassa per riportarsi in vantaggio. Al minuto 88 arriva la zampata, anzi la ginocchiata di Marsura, che manda le squadre ai supplementari. Nell'extra time si gioca praticamente ad una sola porta. Il Catania preme, colleziona angoli e alla fine la spunta. Quaini serve l'irrefrenabile Marsura che mette al centro per Costantino, che di testa insacca il pallone del definitivo 4-2. Poi è solo gioia pura in campo, sugli spalti e in piazza, per una notte indimenticabile, una notte rossa-azzurra. Traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall'uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Sono queste le accuse nei confronti di 13 persone che tra Lazio e la Sicilia sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma. In tutto sono 80 militari dell'arma che sono impegnati nell'operazione, che è in corso nelle città di Fondi in provincia di Latina e Caltagirone in provincia di Catania. È di natura dolosa l'incendio divampato in un bar sul lungomare di Catania che ha causato il ferimento del titolare. I vigili del fuoco, dopo gli accertamenti, hanno inviato l'informativa di reato in procura. Gravi le condizioni del proprietario del locale, ricoverato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro. È di natura dolosa l'incendio divampato nel bar Cioccolato Caffè sul lungomare di Ognina a Catania. È quanto emerge dalla relazione del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco arrivato da Palermo e dal personale della polizia scientifica impegnati sul posto per gli accertamenti. Nel rogo è rimasto ferito il proprietario, pare per l'esplosione di una bombola di gas. L'uomo, un 41enne, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, con ustioni al volto, alle braccia e alle gambe. Le sue condizioni restano gravi. Quelle che sono invece la complicazione importante è che il soggetto ha ispirato fumi caldi e non sappiamo se anche sono tossici, per cui è stato intubato ed è stato trasferito in rianimazione, sperando che i problemi polmonari si risolvano presto e quindi noi possiamo continuare la nostra opera di guarigione delle ustioni. Le fiamme sono divampate distruggendo il locale e danneggiando parte di questo palazzo in fase di ristrutturazione, che è stato evacuato. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco, la polizia e i vigili
poliurbani. Il bar era chiuso da diversi mesi, resta da capire perché il proprietario si trovasse lì soprattutto a quell'ora. Nei mesi scorsi pare che una bottiglietta incendiaria sia stata lasciata davanti al locale, circostanza che lascia aperti numerosi interrogativi. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura di Catania. E non c'è pace per Asia, la giovanissima vittima dello stupro di gruppo nel luglio dello scorso anno al Foro Italico a Palermo, tornata in città dopo essere stata in comunità protetta. La ventenne ha vissuto di nuovo il suo incubo, per questo è stato disposto il suo allontanamento e dunque in una località segreta nuovamente. Una notte di terrore finita, per fortuna, in una caserma dei carabinieri. Sequestrata e malmenata per indurla a ritirare una denuncia di stupro contro un altro giovane, oltre i 7 ragazzi dello scorso anno, uno dei quali, il minorenne, già condannato in abbreviato. È successo in piazza Ballarò ad Asia Vitale, la vittima ventenne dello stupro di gruppo del Foro Italico dell'anno scorso. La ragazza era insieme al fidanzato e ad altre persone. È passata da poco la mezzanotte e vede arrivare un'auto con a bordo un ragazzo che conosce. Ne ha fatto il nome durante le sue deposizioni proprio sugli abusi del Foro Italico, raccontando che da lui era stata abusata però in precedenza. Lei non lo ha denunciato, ma la procura ha aperto un fascicolo d'ufficio su un altro episodio di violenza ai danni della stessa Asia. Una vicenda avvenuta fra maggio e giugno, quindi prima dello stupro di luglio del Foro Italico, della quale ha fornito dettagli agli inquirenti, luoghi, tempi e nome del giovane. Il ragazzo è con la madre, si ferma e insieme prelevano Asia con lo scopo di indurla a ritrattare. Mentre il fidanzato corre alla caserma dei carabinieri per raccontare cosa sta accadendo, si fa l'una di notte e in caserma arrivano poco dopo anche la stessa Asia insieme al giovane indagato per violenza sessuale e alla madre. Lo scopo di tutto questo era indurre Asia a smentirsi davanti ai militari, invece sull'episodio i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi hanno aperto un'altra inchiesta. Madre e figlio sono stati trattenuti per ore in caserma e sentiti sulla base di quanto hanno detto Asia e prima ancora il suo fidanzato. Al termine di tutti gli accertamenti, madre e figlio sono stati denunciati per sequestro di persona e minacce nei confronti di Asia Vitale, mentre la ragazza, per decisione della procura, tornerà ad essere ospitata in una comunità protetta a tempo indeterminato. Beh, adesso andiamo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa di questa mattina, cominciamo dai quotidiani regionali. E cominciamo naturalmente dal calcio. Angelo, una bella notizia per questo Catania che sta facendo un po' tribolare tutti i tifosi durante questo campionato di Serie C, però la Coppa Italia ha regalato una gioia immensa, quindi vediamo la Sicilia di oggi, ecco qui un Catania da impazzire. Costantino firma il gol del 4-2 nei supplementari, la rimonta il trionfo, sotto dopo solo 3 minuti i rossazzurri ribaltano il match, poi subiscono il 2-2, Marsura guadagna i supplementari, il centravanti poi è decisivo. E ancora vediamo le interviste, la felicità del patron Pelligra, il mio sogno resta la Serie A. Il tecnico Zeoli dice vincere qui ha un sapore diverso, dedicato alla mia famiglia. Costantino ha segnato il gol decisivo e meritava una serata così importante. L'autore della rete del trionfo dice è la vittoria di tutti, mi sono fatto trovare pronto. Ecco, e qui vediamo tutta una serie di immagini di ieri sera della festa della Catania allo Stadio Massimino per questa vittoria importantissima. Poi ci sono anche le immagini di Piazza Europa, appunto, dove i tifosi rossazzurri si radunano come da tradizione, tra l'altro tifosi assenti durante la partita. Luogo simbolo quello dei festeggiamenti a Catania per diciamo, le vittorie ieri, ha detto bene tu, non c'erano i tifosi sugli spalti per i noti fatti avvenuti a Padova. Una città che non ha potuto diciamo, celebrare allo stadio questa vittoria e che è il primo trofeo fra le altre cose della storia del Catania ed è anche il riscatto da questo punto di vista sportivo per una stagione che in campionato ancora continua a fare tribolare la squadra di Michele Zeoli. Speriamo che il successo avvenuto ieri sera, la Coppa Italia conquistata, con un atteggiamento diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto in campionato, possa in qualche modo regalare la spinta giusta e necessaria a questa squadra per
conquistare i punti necessari per mettere in salvo, diciamo, la permanenza in Serie B, quindi evitare in Serie C per evitare i play-out, e poi magari poter cullare il sogno di uno spareggio, degli spareggi promozione in Serie B. Lo vedremo già a partire da domenica, c'è la partita contro la Virtus Francavilla, che è una squadra che sta messa male in classifica, e il Catania là dovrà cercare di conquistare punti importanti per tirarsi fuori definitivamente da questa lotta. Ieri sera è stata la vittoria finalmente del gruppo, è stata la vittoria della reazione, è stata la vittoria di una squadra che davanti a 1500 ragazzini delle scuole calcio under 14 ha mostrato, speriamo, quello che è il vero volto. Abbiamo visto tutta una volta la voglia di combattere, la voglia di venire fuori da una situazione difficile, lo schiaffo subito in apertura con il gol dopo 3 minuti dal Padova ha fatto scattare quella scintilla che non c'era stata, però dobbiamo anche essere onesti nell'ammettere che il Catania in questa stagione in Coppa Italia non ha mai mancato gli appuntamenti importanti. È stato fortunato perché il sorteggio ha consentito alla squadra rosso-azzurra di giocare tutte le partite decisive in casa, sia nella prima fase, sia poi nella fase con le partite andate e ritorno, la seconda gara sempre in casa al Massimino. Quella di ieri restituisce in qualche modo giustizia ad un gruppo che speriamo adesso, una volta conquistato l'autostima, possa finalmente andare avanti per altri traguardi. Ma la squadra ha avuto un atteggiamento diverso comunque rispetto alla Coppa Italia e al campionato? Ma l'ha sempre avuto, l'abbiamo sempre detto. È come se si fosse impegnata di più in Coppa Italia. È come se nelle sfide decisive, quelle da dentro o fuori, questa squadra tira fuori quel carattere che è mancato, sembra essere preparata per questo tipo di partite, mentre invece per le partite di campionato un atteggiamento ha avuto sempre, fino ad oggi, tranne che in rare circostanze, un atteggiamento monocorde definito, nel senso che non ha mai avuto la reazione che invece ieri sera c'è stata. Speriamo che possiamo vedere nelle prossime partite, e perché no anche nei playoff, ci auguriamo a questo punto, questo atteggiamento, al di là poi di come finirà la stagione, attenzione. A proposito, ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Corner, ovviamente, certo, e tutti gli approfondimenti del Catania. Non manca mai all'indomani delle partite del Catania. Stasera dalle 20:45 su Telecolor saremo presenti con Corner, faremo vedere immagini, festeggiamenti, interviste inedite, immagini anche di quello che è successo ieri sera, insomma festeggeremo per una sera, finalmente potremo in maniera rilassata parlare di quello che è successo sul campo. Parliamo anche di un'altra squadra siciliana che sta attraversando una fase, la crisi della Palermo, la vediamo su Repubblica di oggi. Corini al capolinea, grosso candidato alla panchina, ma c'è anche Gattuso. Ecco, il Palermo che sembrava quasi a un passo dalla promozione, invece adesso ha tutto da rivedere. Come dici sempre tu, nel calcio non si possono mai fare pronostici, non si possono mai fare previsioni. Però il Palermo ha sempre avuto, anche il Palermo, vedi come il Catania ha avuto questo atteggiamento bipolare, passatemi il termine strano, però stracampionato e Coppa. Il Palermo ha avuto una costante. Non ha saputo chiudere le partite, nonostante si sia trovato spesso in vantaggio anche per 2 gol. Alla fine ha subito il ritorno degli avversari. Questo evidentemente è un lavoro che Corino non ha saputo fare sulla testa dei suoi giocatori, cioè in determinate condizioni forse serve una maggiore freddezza. Un peccato davvero, perché a un certo punto il Palermo era lì a un passo dal secondo posto, e quello significava certo, sicuramente promozione diretta. Adesso ci sono i playoff, speriamo che il Palermo in qualche modo riesca a conservare. Fino alla fine questi campionati, insomma, sono sempre in bilico. Esatto. Però adesso vedremo cosa succederà, cosa deciderà di fare il City Group, che ha contattato diversi allenatori, sta contattando diversi allenatori. Vedremo. Nella giornata di oggi ci saranno sviluppi.
Va bene, intanto noi chiudiamo questa parentesi legata al calcio per quanto riguarda la rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine, quindi tutte le altre notizie. Partiamo dalla Sicilia, l'apertura è dedicata al ponte sullo Stretto, parte la battaglia degli espropri e c'è già una passionaria, una donna che dice no, io resto qui. La società dello Stretto avvia l'iter a partire da oggi, appunto è stato pubblicato l'avviso appunto di avvio del procedimento per gli espropri. E poi vediamo altre notizie a Catania, ecco qui le due fotonotizie. Botto di paura da un lato, siamo sul lungomare di Ognina, misterioso incendio doloso a Catania, distrutto un bar in ristrutturazione, ferito il titolare che si trovava all'interno, evacuato l'intero palazzo sul lungomare che vediamo in questa fotonotizia. E poi Catania, appunto il re di coppa, e vediamo un esultante Ross Pelligre. I rossazzurri conquistano il primo trofeo della loro storia. Padova battuto per 4-2 supplementari nella finalissima in uno stadio senza pubblico. Altre notizie, siamo all'estero, una notizia che appunto vedremo sulla stampa nazionale, raid sui volontari che aiutano Gaza, Israele finisce sotto accusa, ci sono 7 vittime. E poi per quanto riguarda la politica siciliana, europee, Cuffaro e Lombardo come amanti segreti, i loro voti fanno gola, ma non si deve dire. E poi la notizia che abbiamo sentito anche nei nostri servizi, devi ritrattare, ci hai rovinato la vita, a Palermo aggredita la ragazza che era stata violentata dal branco la scorsa estate al Foro Italico. Andiamo a vedere all'interno la notizia del giorno, ponte sullo Stretto, al via l'iter degli espropri, osservazioni entro giugno. Oggi l'avviso, ritenuti troppo pochi i 3 giorni a settimana di apertura dello sportello. Questi diciamo sono le critiche dei movimenti no ponte, dei comitati no ponte. È possibile ricorrere in tribunale. E poi vediamo ancora, dicevamo, così come abbiamo letto in prima pagina, c'è una passionaria, Mariolina, la battagliera, la vediamo in questa foto, non me ne vado da qui, la mia casa non si tocca. Vediamo anche la prima pagina della provincia di Catania, il rogo che ha distrutto il bar, la certezza del dolo e tanti dubbi. Cioccolato Caffè, ferito il titolare che si trovava all'interno della bottega chiusa da mesi. Ci sono indagini in corso appunto per capire anche come mai il proprietario si trovasse in quel momento lì alle 5 del mattino, nonostante il bar fosse chiuso appunto per lavori di ristrutturazione. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, ancora la mala sanità in primo piano. I fantasmi della mala sanità, c'è questo viaggio all'interno degli ospedali palermitani che fa Repubblica, i padiglioni abbandonati, dall'ex oftalmico alla Casa del Sole al Di Cristina, viaggio nel degrado delle strutture deserte. Uno scandalo in tempi di liste d'attesa e disservizi. E poi guardia medica a 110 euro l'ora, senza un primario e di fronte alla carenza di ortopedici, Villa Sofia ha appaltato a una società privata il servizio di guardia medica che costa appunto 110 euro l'ora. E poi un'altra inchiesta, sempre in prima pagina, la dignità calpestata dei detenuti disabili, per loro a Lucciardone una sola cella attrezzata. Questa era la prima pagina di Repubblica Palermo. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, naturalmente il ponte in primo piano, quindi verso la fase degli espropri. Oggi dalla società Stretto di Messina l'avviso di avvio del procedimento che riguarda appunto 1800 soggetti. La dichiarazione di pubblica utilità scatterà dopo il sì del CIPES al progetto. E poi vediamo anche la fotonotizia nel taglio centrale. Messina si dota del nuovo piano di emergenza, lo strumento aggiornato della protezione civile comunale. Il vecchio piano risaliva al 2008 che poi era stato parzialmente aggiornato nel 2016, adesso invece il Consiglio Comunale discuterà e voterà la delibera appunto per aggiornare il piano di protezione civile della città. Andiamo a vedere anche il Giornale di Sicilia.
e vediamo minacce e botte, ma io non ritratto la denuncia della giovane stuprata al Foro Italico. Asia sarebbe stata aggredita per un'altra vicenda di abusi sessuali, ora si trova di nuovo in una località protetta. E poi vediamo Corini in questa foto, insomma, che rappresenta bene il momento che sta vivendo il tecnico della Palermo. Corini al capolinea, caccia al successore, la crisi dei rosanero verso il cambio di panchina. Grazie allora Emanuela, noi ci fermiamo per qualche momento, fra poco torneremo di nuovo a dare un'occhiata ai quotidiani, stavolta quelli nazionali, con le notizie non solo italiane ma anche che arrivano dall'estero, sempre con Emanuela Corsi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale ed internazionale. Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, in primo piano c'è la questione del Medio Oriente, la guerra e la paura di una escalation. Dopo l'ultimo fatto, leggiamo, portavano cibo, uccisi a Gaza. Un drone colpisce 7 volontari, Israele ammette l'errore, gli Stati Uniti indagare. E poi l'Iran che promette ritorsioni dopo l'attacco a Damasco, l'ONU evitare l'escalation. Vediamo ancora altre notizie, siamo sempre nel taglio alto, si parla di premierato, arriva l'ok dal Senato, l'elezione diretta del Premier, primo via libera appunto al Senato, la riforma, il voto in commissione. Poi la Lega che scarica Mosca, il rapporto è cambiato, il carroccio, accordi non valgono più. Vediamo altre notizie, l'avviso del ministro Urso Stellantis, abbiamo dato tocca all'azienda, all'incontro su Melfi. Scendiamo, vediamo nel taglio centrale cosa sta succedendo, i cieli gialli per 4 giorni, mai così tanta sabbia. Da Torino a Palermo, Roma avverte sui rischi per le persone deboli. Qui vediamo appunto le piste da sci di colore rossastro, un'immagine inedita vista dalla funivia di una stazione invernale della Valtellina. Siamo in Lombardia, è l'effetto del Sahara che colpisce appunto l'Italia da sud verso nord e quindi c'è questo arrivo appunto di terra di sabbia del deserto. Vediamo un'altra notizia che abbiamo già trovato sulla stampa locale, violenza di gruppo, minacce alla vittima. Ritira la querela. A Palermo viene denunciato appunto un giovane, un mese prima dello stupro di gruppo di cui è rimasta vittima a Palermo, sarebbe stata avvicinata da un minorenne che avrebbe cercato di violentarla. Solo la sua reazione pronta, spruzzò uno spray al peperoncino, la salvò. Poi la querela contro il ragazzo che in seguito l'ha avvicinata con la madre e minacciata se non avesse ritirato la denuncia. Si torna quindi a parlare ancora nuovamente dello stupro di gruppo a Palermo e di tutto quello che sta emergendo attorno alla vita di questa ragazza. Andiamo a vedere all'interno del Corriere, drone, ecco in primo piano sul convoglio della ONG, le scuse di Israele che dice addolorati, Gaza 7 morti, 6 sono occidentali, Netanyahu ammette lo sbaglio, gli Stati Uniti si dicono indignati. E poi c'è un'intervista allo scrittore Gavron, dice ennesimo orrore di questa guerra, da mesi ormai causiamo danni anche a noi stessi. Lui è uno scrittore israeliano. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica che scrive la strage dei volontari a Gaza. Drone israeliano uccide nella striscia 7 cooperanti della ONG umanitaria WCK. Netanyahu, tragico incidente. Il presidente Herzog si scusa, l'IDF annuncia un'inchiesta, dure reazioni, la Casa Bianca, siamo indignati. E poi Khamenei che giura vendetta per il blitz a Damasco contro i Pasdaran. L'attacco di Orban a Salis, vediamo nel taglio centrale.
Primo sì, non è una martire, dice il presidente ungherese, primo sì all'elezione diretta del premier, sparisce il super premio di maggioranza e il PD pensa di candidarla capolista nelle isole. Poi vediamo a Palermo non c'è pace per la ragazza stuprata, sequestrata per farle ritirare la denuncia. Andiamo ancora a vedere altre notizie, questa intervista che ha fatto insomma un po' scalpore a Carla Bruni, ospite di Belve, che dice l'alcol non lo gestisco, io usata da Valeria. Valeria sarebbe la sorella, famosa attrice italiana. Lei si è raccontata appunto nel salotto di Belve. Andiamo a vedere Avvenire, anche qui stesso titolo di Repubblica, strage di volontari, Israele colpisce e uccide 7 operatori della ONG World Central Kitchen che portava cibo a Gaza. Netanyahu, un tragico errore, proteste da tutte le cancellerie, ora bloccato l'arrivo di aiuti e l'Iran promette vendetta appunto per l'attacco all'ambasciata a Damasco. ONU e Unione Europea preoccupate, evitare l'escalation. Andiamo a vedere il Messaggero, anche qui stessa, come possiamo vedere più o meno hanno scelto quasi tutti la stessa frase, lo stesso titolo di apertura: Gaza, la strage dei volontari, un drone israeliano uccide 7 cooperanti, 3 vittime britanniche, una australiana, un polacco, un americano e un palestinese. Londra e Biden furiosi, Netanyahu li abbiamo colpiti per errore. E anche qui sempre di spalla troviamo la notizia: minaccia alla vittima dello stupro di luglio, indagine a Palermo, la ventenne aveva denunciato un altro abuso, un ragazzo e la madre volevano farmi ritrattare. Andiamo all'interno del Messaggero, vediamo l'approfondimento appunto su questi 7 cooperanti che Netanyahu dice abbiamo ucciso per un tragico errore. L'attacco aereo israeliano ha colpito gli operatori di una ONG, Tel Aviv promette faremo chiarezza. I loghi sulle automobili colpite però erano ben visibili, l'ira degli Stati Uniti, chi aiuta non deve correre rischi. E poi la paura dei volontari italiani, senza garanzie di sicurezza saremo costretti ad andare via. Il racconto appunto del personale italiano che si trova nei luoghi di guerra per aiutare la popolazione. E poi l'attacco a Damasco e la minaccia dell'Iran. L'altra notizia: Israele si pentirà, Teheran annuncia una reazione che però non sarà immediata e forse neanche diretta. Il raid aereo sul consolato ha aperto il 5° fronte di guerra per Tel Aviv. E come dicevamo appunto la paura del rischio di escalation, ma già un'escalation in ormai effetti. è davvero, si sta allargando il conflitto su più fronti, appunto già siamo a 5. E poi chi sono questi volontari che hanno perso la vita? La bancaria, lo chef, l'autista, vite spezzate in prima linea, avevano appena finito di distribuire pasti caldi ed erano diretti in una zona protetta. L'ultimo video di Zomi, prima della tragedia, mi sono abituata ai droni, alle esplosioni. No, queste le parole appunto di questi uomini e donne che si trovavano appunto lì dove si combatte il conflitto. Queste sono le foto di alcuni di loro che hanno perso la vita. Dicevamo, un'altra notizia che oggi vediamo sulle prime pagine è questa: Senato sì al premierato e per la legge elettorale l'ipotesi del doppio turno. Primo via libera di Palazzo Madama, Casellati dice il ballottaggio è una soluzione. Trattativa tra Lega e Fratelli d'Italia per prevedere un presidente di scorta. E allora vediamo quali sono alcuni di questi punti. Per esempio questo sul secondo presidente: si tratta di un'ipotesi, questa del premier di scorta, se il governo va sotto su una questione di fiducia in aula. Favorevole la Lega, contraria Fratelli d'Italia che vuole escludere ribaltoni. Chiaramente questo presidente di scorta dovrebbe essere sempre all'interno della
maggioranza di governo, quindi insomma è uno dei punti che ha fatto sempre molto discutere di questa riforma elettorale. Andiamo a vedere altre prime pagine. La Nazione, vediamo, appunto apre con questo: primo sia l'elezione diretta del Premier, via libera alla riforma dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, limite di 2 mandati, i ministri potranno essere revocati. E poi europee, ipotesi Ilaria Salis nel PD. C'è anche un'intervista a Ricci del Partito Democratico, dice Schlein e Bonaccini capilista, oggi in aula la sfiducia di Salvini e Santanchè. E poi a Gaza strage di volontari, e vediamo qui 3 dei volontari che hanno perso la vita. Gli israeliani colpiscono i mezzi di una ONG, 7 i morti. La Stampa: raid israeliano su Gaza, strage di volontari. Ma c'è anche un'altra notizia in primo piano: Salvini all'angolo, rompe con Putin. Il capitano: con la guerra ho cambiato idea sullo zar. Fronda leghista, il leader parla con chi ama le svastiche. E poi caso Salis, Budapest, inutili le richieste di stampa e governo, il padre della donna che appunto è detenuta in Ungheria dice verdetto già deciso. Vediamo la fotonotizia dedicata anche qui a Carla Bruni, ferita da Valeria. Ecco, Carla Bruni si confessa alla belva Fagnani parlando anche del suo rapporto con la sorella. Il Giornale: la Lega cancella Putin, Salvini stoppa le polemiche, dopo l'invasione dell'Ucraina il nostro accordo con Mosca non ha più alcun valore. E intanto oggi c'è la mozione di sfiducia al ministro e anche al Santanchè, appunto. E poi il dramma dei volontari uccisi, i morti innocenti a Gaza per fermare il terrorismo, parla appunto l'ambasciatore Alon Barr. Ancora vediamo qualche altra prima pagina. Il Secolo XIX, razzi sui volontari, vediamo appunto la foto in grande, in alto, dedicata alla strage di questi 7 uomini che appunto stavano aiutando la popolazione nella striscia di Gaza. E poi Salvini che si smarca da Putin, frenata prima del voto di sfiducia, l'accordo con Russia unita non vale più, fronda nella Lega. Se abbiamo ancora qualche secondo vediamo qualche altra prima pagina. Il Sole 24 Ore, quindi vediamo un po' anche notizie economiche. Ancora il super bonus in primo piano, senza cessione del credito, stangata in vista per 15.000 condomini. Cantieri edili a rischio, se non hanno già pagato e realizzato parte dei lavori il decreto mette fuori gioco anche chi aveva solo pagato un acconto. Bene, grazie Emanuela, torneremo da te più avanti nel corso della mattinata per la rassegna stampa. Adesso andiamo a vedere che tempo ci aspetta, le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi il primo ospite della giornata. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì variabile sulle regioni settentrionali e sull'Alto Tirreno per il rapido transito di una perturbazione, con qualche fenomeno isolato e di breve durata, altrove invece sole prevalente. Sulla Sicilia infatti sole assoluto protagonista, al più solo qualche velatura in transito, senza conseguenze in termini di precipitazioni, i venti in attenuazione con mari infatti calmi o poco mossi, localmente mosso solo il Tirreno ma al largo. Temperature massime in lieve flessione con valori infatti che si aggireranno intorno ai 20-21 gradi. Nel corso della giornata di giovedì splenderà ancora il sole, sempre con qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. I venti saranno ancora deboli o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, temperature massime senza particolari variazioni, valori infatti che si aggireranno ancora intorno ai 20-21 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12.50 E 19:20 c'è chi la vuole cotta.
Rieccoci a Buongiorno Sicilia. Allora, come anticipato, il primo ospite della mattinata. Buongiorno ad Enrico Orsolini, che è il presidente della Onlus Oltre, che si occupa di autismo. Ormai ne parliamo con una certa frequenza, perché è giusto sensibilizzare, accendere i riflettori. È una sindrome, una sorta di ormai catalogata proprio come vera e propria malattia. Magari fino a qualche anno fa non veniva riconosciuta in maniera aperta, ma ormai, visti i numeri, perché i numeri sono davvero importanti e crescenti, ahimè, nel nostro paese, perché un bambino su 77 in una fascia compresa tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo legato allo spettro autistico. I riflettori accesi, perché bisogna sostenere, aiutare chi è colpito da questa sindrome, ma anche le famiglie. Cominciamo e andiamo con ordine, perché ieri è stata la giornata, per ricordare, no? La giornata mondiale della consapevolezza della sindrome. Assolutamente sì, è stata la 17ª giornata mondiale per la consapevolezza e la sensibilizzazione sull'autismo, istituita dall'ONU appunto nel 2007. Catania l'ha cominciata a festeggiare nel 2012. Festeggiare è un termine particolare, l'ha ricordata, l'abbiamo come associazione Autismo Oltre, Onlus, abbiamo iniziato appunto a celebrarla con una fiaccolata nel 2012 e abbiamo provato proprio a dare voce a chi voce non ha. La maggior parte dei nostri ragazzi non parlano, non acquisiranno mai la consapevolezza e la capacità di verbalizzare le proprie necessità e le famiglie hanno ritenuto di doversi riunire in associazioni proprio per poter dare voce alle famiglie e alle esigenze dei nostri ragazzi. Mi ha fatto piacere sentirle dire che è necessario parlarne sempre più frequentemente. Forse oggi potrebbe essere diventato anacronistico parlare di una giornata mondiale per la sensibilizzazione. Sarebbe opportuno pensare che non sia più necessario sensibilizzare sull'autismo e sulle crescenti necessità dei numeri e delle condizioni delle persone con disturbo dello spettro autistico. Ha riferito una statistica assolutamente reale e aggiornata: un bambino ogni 77 nuovi nati nella fascia di età fra 7 e 9 anni vengono diagnosticati con un disturbo dello spettro autistico. Mi piace precisare però una cosa: non possiamo definirla una malattia quanto una condizione di vita. Da una malattia generalmente o si guarisce o purtroppo non se ne esce, se non andando in un altro mondo, in un'altra realtà. Il disturbo dello spettro autistico in realtà è una condizione di vita con la quale si convive. Però è una patologia riconosciuta. Assolutamente. Prima non veniva riconosciuta in maniera aperta, in maniera chiara. Adesso diciamo che ci sono finanziamenti, anche se non sufficienti, i medici e la parte degli studiosi ha cercato e sta cercando di trovare insieme alle famiglie anche delle soluzioni, perché quello che è importante è l'integrazione. Assolutamente perché sì. È fondamentale questo passaggio, questa fase, poter integrare queste persone nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, è uno step, direi, decisivo. Assolutamente sì, tant'è che e questo nasce proprio dal fatto che si tratta di una condizione di vita e non di una malattia. Proprio la circostanza che la condizione di disturbo dello spettro autistico si manifesta intorno ai 2 anni e si conclama spesso nella fascia di età comunque fra i 2 e i 9 anni e sarà poi una condizione che influenzerà la vita della persona per tutto il suo percorso di vita. Quindi la necessità a quel punto della inclusione e del portare avanti delle politiche che siano non soltanto sanitarie ma soprattutto sociali per la inclusione all'interno di una società nella quale le nostre
nostre persone, le nostre famiglie devono continuare a vivere ed a convivere diventa una missione necessaria, perché all'interno della società devono poter esserci riconosciuti anche le persone con disturbo dello spettro autistico. Sono tantissime le famiglie in Italia che insomma vivono questa realtà. 500.000 circa. Circa grosso. 600.000 famiglie. Esatto. E poi adesso vediamo un po' alla stretta attualità, nel senso di quello che si è fatto ieri, perché come abbiamo ricordato, ieri si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. A Catania, così come in tante altre città, c'è una panchina blu. In realtà forse a Catania sono due, se non sbaglio. In realtà devo dirle che quest'anno sono diventate 3. Ce n'era stata una inaugurata l'anno scorso. Stiamo vedendo per l'appunto le immagini. E quest'anno ne sono state inaugurate altre 2. Una a Piazza Abramo Lincoln, come si vede ad iniziativa di alcuni sindacati. Un'altra è stata inaugurata in realtà presso un centro diurno che come rete di associazioni e di realtà del terzo settore ad iniziativa assolutamente privata. Ecco, queste sono le immagini che in questo momento ricordano l'inaugurazione di questa panchina presso il centro diurno Mario e Bruno De Luca. È una realtà che abbiamo voluto avviare ad iniziativa assolutamente privata e associativa nella zona nel quartiere degli Angeli Custodi, in via Plebiscito, fra via Plebiscito e via Gramignani, facendo risorgere peraltro una realtà che è quella della città dei ragazzi nell'ambito di un quartiere difficile qual è quello degli Angeli Custodi, e lì abbiamo dato vita ad un centro diurno per persone con disturbo dello spettro autistico a altissima necessità assistenziale. Presidente, io le chiedo, non abbiamo moltissimo tempo, chiaramente dobbiamo cercare di fare sapere e portare a chi ci segue a casa quella che è questa realtà nella maniera più semplice possibile. Intanto, se c'è coscienza, se questa presa di coscienza, in maniera sintetica le chiedo, c'è questa coscienza, esiste questa presa di coscienza? Diciamo che comincia a manifestarsi. Io credo che noi associazioni nella nostra realtà sociale catanese abbiamo fatto tanto lavoro, ma tanto altro certamente ne deve essere fatto, proprio nella misura e nella volontà di far prendere coscienza. Come associazioni abbiamo lanciato ieri, lo ribadisco oggi, la volontà di convocare per giorno 18 di aprile presso la struttura di Città dei Ragazzi una tavola rotonda alla quale chiedere di sedersi tutte le realtà istituzionali, sanitarie e sociali che devono dar parola e mettere parola nella gestione sociosanitaria delle persone con disturbo dello spettro autistico, perché vogliamo noi associazioni di familiari poter essere ascoltate in via preliminare e non che le realtà e le attività ci vengano predisposte con tanta buona volontà, ma da chi tante volte non conosce le nostre reali e concrete esigenze. 2 aspetti, i numeri che poi non mentono mai, ci fanno la fotografia, l'istantanea di quella che è la situazione. Sono i maschi quelli che subiscono di più questo spettro, 4,5 a 1, cioè 4 maschi, diciamo così. Sì. E una donna, questo è il rapporto? Più o meno la statistica dice proprio questo, una donna, una persona di sesso femminile con 4,5 persone di sesso maschile. E poi quanto è importante diagnosticare questo spettro autistico prima possibile, perché evidentemente si può cercare di porre rimedio o comunque supportare e sostenere meglio le persone. È assolutamente necessario. Oggi le capacità diagnostiche ovviamente hanno consentito di poter individuare quelli che sono le manifestazioni già a partire dal 1 anno e mezzo ai 2 anni. La diagnosi precoce consente e necessiterebbe a seguire una presa in carico intensiva, perché naturalmente nella plasticità cerebrale di un bambino di quell'età è possibile imprimere delle modificazioni della curva di crescita determinate
varianti che possono portare tante volte alla abilitazione di modalità di funzionamento che normalmente e naturalmente in quella persona magari non si svilupperebbero. Benissimo, grazie davvero per essere stato con noi Enrico Orsolini, che è il presidente di Autismo Oltre Onlus. C'è tanto lavoro da fare. Ringrazio voi per avermi invitato, per aver pensato di celebrare anche qui l'autismo e come abbiamo detto mi piacerebbe pensare che non si tratti di una sensibilizzazione annuale, ma che ciclicamente si possa continuare a parlare di realtà che coinvolgono la nostra intera società. Grazie davvero, voi. noi ci fermiamo, una breve sosta adesso e dopo cambieremo totalmente argomento, parleremo di arbitri, di come è cambiato, come è cambiata la figura dell'arbitro in questi anni, negli ultimi anni soprattutto con le tecnologie. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso come anticipato parliamo di arbitri, entriamo nel mondo arbitrale, do il buongiorno e il benvenuto a Salvo Consoli, arbitro benemerito, poi ci racconterà anche alcune sue esperienze. Buongiorno anche a Tony Taranto, che è il presidente dell'AIA di Catania, che è l'associazione italiana arbitri. Benissimo, siete qui per raccontarci di un libro che racconta i 90 anni di questa figura, di questo uomo solo che sta in campo, stiamo vedendo la copertina per l'appunto del libro, che sta in campo a dirigere altri 22 che danno vita al gioco del calcio, che poi, come abbiamo visto ieri sera, per quanto è successo al Catania, è veramente il gioco più bello che possa esistere, perché sfugge a ogni tipo di previsione. Allora, con Salvo Consoli, la prima osservazione che mi viene da fare. Intanto, in questo libro voi raccontate 90 anni, dal 32 sino al 22, l'evoluzione della figura dell'arbitro. Come è cambiato? Perché negli ultimi anni soprattutto c'è stata una rivoluzione, c'è la online technology, c'è la VAR, ci sono altri sistemi che si stanno studiando. Per voi è cambiato qualcosa? Mi riferisco al vecchio modo di arbitrare, è cambiato anche il calcio necessariamente? Beh, il calcio è cambiato da un trentennio almeno da questa parte, basta pensare al vecchio fuorigioco e poi alla novità del gioco olandese, eccetera. Quindi si è velocizzato e quindi anche il mestiere dell'arbitro è diventato più difficile. Stiamo vedendo la sala VAR, guarda, questa è una delle sale VAR. Il mestiere dell'arbitro è diventato più difficile, anche l'aspetto tecnico del regolamento, lo sappiamo, lo devi conoscere, ma l'aspetto atletico è cambiato di moltissimo rispetto a prima. Io ricordo gli assistenti che erano quasi fermi, perché c'era sempre il libero che faceva da scudo al fuorigioco, no? Mentre poi con l'avvento del gioco olandese negli anni successivi gli assistenti hanno cominciato a correre veramente, da qui l'esigenza di approfondire le preparazioni atletiche eccetera, e quindi poi siamo arrivati ai giorni d'oggi, però adesso diciamo che è un po' più semplice rispetto a prima, avendo la tecnologia. Vi aiuta la tecnologia, Sì. Parlo con Tony Taranto. Come avete accolto voi questa, io parlo alla classe arbitrale in generale, presidente poi della sezione di Catania dell'AIA, la tecnologia dà una mano. Dà una mano, sicuramente negli anni, come ha detto lei, nella nostra attività ci sono stati dei cambiamenti epocali. Chiaramente la tecnologia sappiamo che è d'aiuto, chiaramente sono delle tecnologie che servono per evitare errori o per aiutare questa terna arbitrale. Chiaramente la tecnologia, come sappiamo, ci sono i pro e i contro, a volte ci sono degli episodi che sono sempre difficili da valutare, perché diciamo sempre stare in campo, chi è stato in campo dalla Serie A al settore giovanile è un discorso, stare in una poltrona a decidere, a dare un pensiero su una decisione è un altro discorso. La dinamica, diciamo, vista dal vivo, vista sul campo è una sicuramente cosa. L'immagine rallentata può fare vedere delle cose che è impossibile vedere ad occhio nudo, ci mancherebbe altro. Molte volte però
le immagini non danno effettivamente il senso della realtà di quanto avvenuto sul terreno di gioco. Anche questo, cioè, e quindi l'arbitro deve sempre interpretare quello che mostrano le immagini. Alla fine resta sempre un uomo solo. Un uomo solo, ha detto bene, perché indipendentemente dalla sua battuta c'è l'uomo solo. Anche al VAR ci sono degli esseri umani, quindi in quel momento, vedendo quell'immagine, quell'uomo, quella persona deve prendere sempre una decisione. Che sia di supporto, sicuramente la finalità è quella, però poi possiamo discutere tanto. Io dico sempre, chi è stato dentro un terreno di gioco sa le difficoltà che ci sono a prendere una decisione nel giro non di minuti ma di secondi. Attimi, istanti direi proprio. Istanti, e quindi questa è la cosa importante. Permettetemi di andare collegato nell'altro studio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere con noi questa mattina. Alfio D'Agata è un ex arbitro, anche lui, regista, e ha scritto poi un capitolo del libro. E questo capitolo si intitola L'onore della divisa, dico bene? Esatto. Intanto si arbitri sempre, penso, basta una volta e si è sempre, come dire, presidente ad honorem, arbitro ad honorem. Allora, cosa significa l'onore della divisa? Indossare la divisa di arbitro, che prima era tutta nera, era impeccabile, era sempre lo stesso colore, ricordo degli epiteti che si dicevano allo stadio, ma quando la divisa era proprio quella, soltanto nera, però è una responsabilità, è un onore sicuramente indossare la divisa dell'arbitro. Sì, sicuramente è una grande, diciamo, responsabilità, e poi all'età, comunque io ero giovincello, minorenne, e seguire tutta la fase del corso, gli insegnamenti, era un po' una filosofia del calcio, una serietà proprio per il gioco del calcio, delle regole. E quindi indossare quella divisa, che io ancora conservo, 2 ne conservo in verità, sempre tutte nere, ti dava un certo prestigio, ecco, mentre adesso poi dopo la figura dell'arbitro è sempre, insomma, canzonata o comunque discussa. Invece il prestigio della divisa, cioè l'importanza di, anche perché non solo rappresentavi, insomma, la tua sezione, tutta una categoria, il rispetto delle regole, diciamo, questo uomo solo in campo che però è la bandiera di un qualcosa, diciamo, della giustizia, ecco, in un mondo che, insomma, la giustizia è sempre difficile da capire e trovare, lui è il riferimento. Alfio, allora ti interrompo un attimo, interrompo Alfio D'Agata perché volevo continuare a parlare di questo libro, che è un libro che si trova online, correggetemi se sbaglio, non è in vendita. No, non è in vendita, abbiamo fatto una scelta ben precisa, però online chi vuole lo può consultare sul nostro sito www.aiacatania.it. Ed è un tuffo nei ricordi, soprattutto arbitrali, ma anche calcistici, perché si ricordano partite famose, amichevoli del Catania con la Juventus, con l'Inter, insomma c'è un pezzo di storia di calcio. Ci sono tanti aneddoti, tanti ricordi. Si vedono gli arbitri, i primi degli anni 30 e 40, che magari avevano un po' di pancetta, magari non c'erano i centri sportivi dove potersi allenare, la giacchetta, la camicia, ed estate penso che facesse molto caldo. La figura dell'arbitro è cambiata anche da un punto di vista professionale, perché dal 1932 ai giorni nostri l'arbitro è diventato un professionista a tutti gli effetti. Perché deve seguire un preciso allenamento, deve seguire determinate regole, ce ne sono stati arbitri italiani, Collina ancora su tutti, ovviamente è l'ultimo grandissimo nome, però la classe arbitrale ha sfornato sempre, quella italiana, dei grandi arbitri a livello internazionale. Adesso però voglio fare con voi un discorso, adesso chiedo a Tony Taranto sulla carenza di vocazione degli arbitri, perché questi ragazzi probabilmente si stanno allontanando da questo mondo,
Perché è un mondo che, nonostante tutte le precauzioni che vengono prese, nonostante tutti gli accorgimenti, nonostante le misure, nonostante le punizioni che vengono date in maniera anche esemplare, l'Inghilterra in questo a noi ci fa da maestro, insomma ci indica la strada, continua a verificarsi episodi spiacevoli, soprattutto sui campi di gioco dove questi arbitri giovanili subiscono anche da parte dei genitori, di ragazzini, delle aggressioni. E forse è questo che tiene lontano i ragazzi da questo mondo? Allora, chiaramente questo è un argomento che purtroppo del reclutamento ha difficoltà del reclutamento. Innanzitutto l'arbitraggio non è un'attività che si può iniziare se non si ha una passione. Mentre il gioco di squadra, il calcio, la pallanuoto è un gioco di squadra, di gruppo, l'arbitro sappiamo che è solo. Solo significa che dal momento quando riceve questa designazione fino a che svolge il suo ruolo e torna a casa è solo. Dobbiamo però dire che ultimamente è un po' aiutato, no? Ci sono in sala VAR altri colleghi che lo supportano, lo sostengono, c'è il quinto uomo, il quarto uomo a bordo campo, ci sono gli assistenti, insomma è cambiata, non è più la terna arbitrale, adesso sì, ci ma sono... noi ci dobbiamo preoccupare di quelli più ragazzini, perché quando iniziano a 16 anni in un campo di calcio vengono accerchiati, aggrediti, come l'ultimo nostro collega un mese fa, da 4 giocatori che sono stati squalificati per 5 anni ciascuno. Ma perché 5 anni ciascuno? Io direi a questo punto... quando succedono queste cose, soprattutto nei campionati giovanili, la squalifica secondo me deve essere a vita. Cioè, questi sono argomenti che lei ha detto bene. Perché a quel punto si dà veramente un esempio, si dà un'indicazione. Se si fa questo non si gioca più a calcio. Esatto. Io la penso. Allora questo, se torniamo come abbiamo detto nel libro gli anni 30 o 40, anche diciamo che praticamente le sanzioni dicevano quando l'arbitro veniva colpito c'era la squalifica a vita. Purtroppo queste sono delle norme che noi arbitri non entriamo perché i discorsi del regolamento Stiamo vedendo delle immagini che si riferiscono poi a un'aggressione. No? Queste sono immagini che purtroppo non fanno bene ai nostri qui siamo a livelli regionali. Qua siamo a livelli regionali, però se noi guardiamo... Lei ha detto chiaramente il VAR, noi dobbiamo guardare alla base, perché il VAR c'è in Serie A e B. In Serie A e B già ci sono degli arbitri maturi. Ora chiaramente vedere questi episodi in un campo dilettantistico, sarà promozione, probabilmente eccellenza, sicuramente non fa bene, perché il ragazzo che è ancora giovane, parliamo che i nostri arbitri entrano a 14 anni, perché l'età l'hanno portato a 14 anni, un ragazzino di 15 anni che vede queste immagini o se no la domenica per divertirsi arbitra i suoi coetanei, come diceva il collega Salvo Consoli, un mese fa abbiamo avuto questi episodi di 4 ragazzi che sono sempre coetanei suoi. Sicuramente queste sono le difficoltà negli ultimi 10-15 anni che l'Associazione Italiana Arbitri, parlo di tutte, dalle sezioni dal Piemonte alla Lombardia, non solo noi al Meridione abbiamo questa problematica, e la violenza purtroppo ci ha creato grossi problemi. Allora abbiamo sposato sempre con le nostre istituzioni, con la federazione, perché l'AIA è una costola della federazione, di trovare delle soluzioni. Io non dico che la violenza potrebbe scomparire del tutto, però trovare un discorso culturale con le società, con i dirigenti, con i capitani e con i genitori, perché purtroppo non è una critica, me ne vogliono i genitori del settore dei ragazzi, che purtroppo i genitori non danno a volte un buon esempio, perché il calcio dovrebbe essere educazione, linee guida. Noi agli arbitri gli diciamo che l'arbitro deve far rispettare il regolamento, quindi è un giudice, ma se per far rispettare le regole poi deve andare incontro a determinate situazioni, sicuramente i ragazzi non ci vengono. Si allontano. Infatti abbiamo difficoltà sul reclutamento. Noi in questo momento si sta svolgendo un corso, perché la sezione fa 2 corsi l'anno, per reclutare le perdite fisiologiche ogni cesana, perché i ragazzi se mi consenti, Angelo, io in questi giorni sui social vedo, perché è un motivo anche questo, no? Leggo dei commenti e delle affermazioni nei confronti di chi ha commesso atti violenti, e mi riferisco a certe frange di tifosi, certi commenti che giustificano addirittura tali comportamenti. Ancora si parla della data del 2 febbraio del 2007, dove ci sono sui social tifosi o pseudotali che giustificano quei comportamenti di quella sera.
Cioè io resto basito, quindi Evidentemente culturalmente non siamo cresciuti. Non abbiamo imparato nulla. Non è servito, non è stata un'esperienza che ci è servita. Se ancora giochiamo a porte chiuse, quindi i ragazzini che si vogliono avvicinare a noi ci pensano più di una volta. Quella di ieri, scusatemi, è stata un'umiliazione per una città intera. Incredibile. È la prima volta che il Catania giocava un trofeo in casa, fra le altre cose, la possibilità di avere il pubblico, di avere lo stadio pieno, di fare una festa di sport, per colpa di chi evidentemente tifoso non è, di chi non fa, Sicuramente non fa il bene di una... esattamente, ha pagato le conseguenze una città intera. Ieri sarebbe stato tutto molto più bello e invece Sicuramente. una tristezza vedere il Massimino. Vabbè, complimenti comunque a questi ragazzi del Catania. Ci mancherebbe altro, dobbiamo dire anche complimenti anche e un da parte applauso nostra. ai ragazzini, ai 1500 ragazzini delle scuole calcio presenti sugli spalti che hanno avuto una deroga, grazie dobbiamo dire alla federazione, grazie alla Lega che ha concesso questa deroga, e in qualche modo si instilla un seme, speriamo che possa portare e fare crescere qualcosa di importante. Volevo tornare, per chiudere, da Alfio D'Agata. Il tema della violenza contro gli arbitri è sempre esistito. C'è questo tarlo che l'arbitro a un certo punto possa essere di parte, possa essere condizionato, possa essere diciamo tifoso di una o dell'altra squadra. L'arbitro, se è arbitro, è imparziale. Dobbiamo partire da questo presupposto, altrimenti non accettiamo la figura dell'arbitro. Ma poi è uno dei pochi, diciamo, casi della società dove sappiamo che c'è un uomo che ci rappresenta in egual misura. E poi io ho iniziato avevo 16 anni, adesso il Presidente ha detto che si è spostata a 14. A quell'età, se scegli di fare appunto l'arbitro, ma tu vuoi solo che fare bene, vuoi stare in campo e la tua unica idea è lo stile, la corsa, applicare bene il regolamento, fare bella figura. È una cosa che proprio almeno la sezione di Catania ci tiene, ci ha sempre tenuto, quindi applicare perfettamente il regolamento. I ragazzini devono entrare in questo mood di capire che l'arbitro è lì solo e esclusivamente per fare, diciamo, una giustizia uguale, anzi immaginiamoci filmicamente, ecco, uno sciopero degli arbitri, cioè io non so cosa potrebbe succedere, lasciare da solo 22 giocatori di tutte le età, anche quello che succedeva negli oratori, quello che succedeva nei campetti, nelle piazze, non avrebbe mai fine, quindi certo bisogna forse probabilmente coinvolgere di più, fare una volta a turno i ragazzi che giocano l'arbitro, i genitori è fondamentale. Io mi ricordo in questi campi un po' sperduti per la Sicilia che spesso e volentieri i genitori era il vero problema rispetto al ragazzino, e quindi la figura dell'arbitro deve essere l'autorità e il ragazzo si deve fidare ciecamente dell'arbitro, che poi come tutti gli esseri umani può sbagliare, ma sbaglierà sempre, diciamo, in egual misura, senza il tifo per quello o per quell'altra parte. Ti chiedo scusa, parte. si continua a sbagliare, permettetemi, anche con la stessa VAR. E quindi poi alla fine gli errori ci sono. L'unica cosa che è certa in questo momento sembra essere la goal line technology, perché c'è un rilevatore che a un certo punto osserva elettronicamente che ha varcato la linea bianca della porta e quindi il pallone... Quello ha risolto il problema. Quello ha risolto il gol fantasma, non ci sono più dubbi. Come diceva Alfio, il discorso del calciatore arbitro, da un paio d'anni a questa parte abbiamo noi il doppio tesseramento, cioè significa che un calciatore di 15 anni, 16 anni può fare l'arbitro, ovviamente arbitrando le partite di un altro girone, non dello stesso della sua squadra. Quindi questa è un'ulteriore esperienza che può maturare. Invece per le non donne dire sono attratte da questo. C'è stato un incremento negli anni, perché ogni tanto si vede qualche proprio presenza. un incremento no, però le figure femminili ci sono da tanti anni da 30 anni a questa parte, sono presenti all'interno dell'associazione. Abbiamo un arbitro che adesso arbitra la Serie A, c'è un arbitro internazionale che sta facendo bene, francese, che
Fra l'altro, si fa rispettare. Rispondendo alla domanda della quota rosa, da quando l'AIA praticamente ha inserito nel regolamento della figura, l'Italia forse è ben rappresentata sia a livello di calcio a 11, di calcio a 5, quindi significa che le donne fanno la differenza perché non perché è uno sport maschile, ma trovano il suo spazio e l'Italia è ben rappresentata in tutte le discipline da queste donne. Benissimo. Anche in sezione, diciamo, parliamo della nostra sezione, sì, abbiamo certo. qualcuno, ragazze che si stanno approcciando a livello regionale, chiaramente li facciamo crescere per raggiungere l'obiettivo. Comunque speriamo che tornino i ragazzi, noi abbiamo un corso in questo periodo perché la nostra, io lo dico sempre per mia esperienza personale, è una scuola di vita. È una scuola di vita, allora, perché rispettare le regole nella nostra iscriversi, società, soprattutto a Catania, non è molto importante. semplice. L'invito a iscriversi magari attraverso il vostro sito. Lo ricordiamo, ricordiamo, www.aiacatania.it. Benissimo, grazie, devo ringraziare Grazie a voi. Salvo Consoli, arbitro benemerito, il presidente della sezione Grazie a arbitri voi di Catania. dell'invito, Grazie, grazie. buongiorno, Quindi, devo ringraziare grazie. e salutare anche Alfio D'Agata che ci ha dato un contributo questa mattina, E ma poi, anche nel libro. scusa, Sì? se posso, su Clamorosa al Cibali, il mio conto di ormai qualche anno fa, abbiamo coinvolto l'associazione e c'era tra le prime anche ragazze che già iniziavano la carriera, quindi abbiamo unito un po' il cinema alla realtà. Una bella esperienza, Alfio. Grazie davvero per Grazie essere a voi. stati con noi questa mattina. Ci fermiamo, abbiamo fatto un po' tardi, però ne valsa la pena. Fra pochissimo torniamo, restate insieme a noi. Rieccoci di nuovo insieme, welcome to Catania e buongiorno ad Emiliano Abramo che è il presidente della comunità Sant'Egidio. Buongiorno e grazie per l'invito. Non era, diciamo, una citazione tanto per fare una citazione, ma perché c'è questo progetto che parla di accoglienza e di integrazione. È un progetto veramente importante che, appunto, come dal nome si evince, viene ospitato nella città di Catania. E qual è l'idea? L'idea è intervenire su questa prima accoglienza, che non è un allarme in Sicilia rispetto alla media europea dell'8,8, solo il 3,7% della popolazione siciliana è fatta da migranti, ma il problema è che molti di essi non vengono intercettati dalla struttura o scivolano nel grigio della città in quanto richiedenti asilo, richiedenti protezioni e non sempre gli incontri sono favorevoli. Allora Welcome to Catania significa dare un indirizzo, dare una casa, dei posti letto, la possibilità di fare un curriculum, di essere formati, un inserimento lavorativo e di entrare in una rete virtuosa della città che passa anche all'attività di Sant'Egidio. Ma chi è rivolto? C'è una fascia, diciamo, individuiamo i fragili, le persone disoccupate, persone che vengono, che scappano, che sono in fuga da altre realtà? È rivolto esclusivamente a persone non cittadine europee, quindi migranti, presenti sul nostro territorio con un permesso di soggiorno, quindi un accesso regolare, fuori dalla rete dell'accoglienza, alle quali appunto a partire dalla casa, a partire da una rete, si dà la possibilità di ripartire da una parte, dall'altra sottraiamo il terreno a chi su queste situazioni grigie ci specula e purtroppo abbiamo tanti episodi negativi in città. E quindi c'è da parte vostra un rafforzamento anche di queste strutture, perché chiaramente per fare fronte a un impegno così importante servono risorse, servono locali, serve logistica. Sì, il progetto Welcome to Catania è una rete di realtà che hanno sposato il progetto, tra queste Sant'Egidio, che non partecipa dal punto di vista economico ma mette a disposizione tutto ciò che ha. È un altro pezzo che è del lavoro di Sant'Egidio, che già vede una scuola di lingua italiana, un ufficio legale, diverse convivenze tra migranti, che devo dire oramai è una storia quasi decennale, cioè è un volto della città forse poco noto che sta dando opportunità a chi chiede percorsi di integrazione reali. Il futuro è questo, perché il futuro è la società del convivere, di culture, di religioni, ma dobbiamo evitare, proprio perché i numeri sono ancora molto contenuti in Sicilia e a Catania, effettivamente la disorganizzazione e soprattutto di lasciare spazio a chi sui migranti ci ha lucrato o ci vuole lucrare. Ci sono diverse iniziative già in cantiere, ce n'è una che mi attira particolarmente, che è quel vocabolario del lavoro straniero.
Esattamente, è la parte finale del percorso di integrazione, perché quando tu hai effettivamente il tuo lavoro, hai la tua capacità economica di poterti sostentare, di immaginare e anche di costruire un futuro. Attraverso il vocabolario del lavoro straniero si prova a dire cosa si fa e cosa non si fa quando si accede nel mercato del lavoro. Quindi dai diritti del lavoratore alla formazione, alla conoscenza della lingua, alla sicurezza, tenendo conto che sono anche mondi che effettivamente si trovano a dover dialogare con storie anche lavorative, anche in termini di sicurezza, di accesso al lavoro differente. Tutto ciò è effettivamente quello che ha reso attrattiva l'Italia agli occhi di tanti che vengono da paesi dove tali diritti o tali condizioni non sono garantite. È un modo di declinare la più nobile parola pace anche nel mondo del lavoro, e in questo vanno accompagnati. E la risposta è molto positiva. Abbiamo inserito anche come comunità di Sant'Egidio diversi giovani provenienti dal quartiere di San Berilli, interessato in queste ultime settimane da interventi anche della questura e del comune, e personalmente mi sto interessando di alcuni inserimenti di giovani pakistani che stanno a Paternò, dove c'è uno sfruttamento ancora dei lavoratori nelle campagne. 2 di questi vivono in un casale abbandonato, si lavano nella fontanella della stazione ferroviaria e non hanno un bagno nel luogo in cui dormono. Cioè si stanno creando delle condizioni che per noi sono inaccettabili, e se non c'è una cultura della dignità anche per il migrante rischiamo noi catanesi e noi italiani di abituarci a ciò che abbiamo superato da almeno 100 anni. Chiudiamo con questa opportunità anche per le imprese, diciamo, catanesi, no? Perché c'è questa piattaforma dove si può attingere anche alla manodopera. E questo è un altro fatto intelligente. Noi ci rendiamo conto che in tanti settori, penso ad esempio alla edilizia, penso ai saldatori, ai macellai, mancano tante figure professionali anche perché mancano i giovani. Abbiamo una natalità dello 0,8% in Italia, e questo ha creato un dialogo tra le imprese e chi effettivamente si occupa di giovani migranti che vengono sul nostro territorio, come Sant'Egidio. Quindi creare questa piattaforma dove si mette domanda e offerta dà la possibilità di creare anche percorsi formativi nel lavoro mirati, atti a tirar fuori quelle figure che con facilità vengono impiegate. E fuori da questo discorso porto una piccola esperienza ma molto virtuosa. Già da qualche anno con l'ANCI, i costruttori edili catanesi, che ci hanno chiesto con il bonus facciate, il famoso 110%, dei giovani che potessero essere formati. Abbiamo formato questi giovani alla scuola edile, sono stati tutti assunti a tempo indeterminato, un solo caso di abbandono, un pakistano che è tornato a casa perché gli era morto il fratello. Con questo cosa voglio dire? Che c'è una domanda di lavoro importante che noi italiani non riusciamo a soddisfare, ahimè, anche per poca volontà di impiegarci in alcuni lavori, ma che crea anche un mercato, ovvero un dialogo che ha un'intelligenza nella cosa pubblica. Grazie ad Emiliano Abramo, presidente della comunità Sant'Egidio, per questa nuova iniziativa Welcome to Catania. In bocca al lupo, e magari ci risentiamo più avanti per cercare di fare un bilancio di quello che è stato. Volentierissimo, grazie a voi per l'invito e complimenti per il bel lavoro in formazione che fate. Grazie, adesso ci sono le pillole dell'almanacco. Il World Party Day, che si festeggia il 3 aprile, è la giornata della positività, indetta per contrastare la negatività. In questo giorno si cerca di festeggiare il pensiero positivo per promuovere armonia e un futuro migliore. Tirate fuori i colori e l'allegria, che il party cominci. Avete mai provato a pulirvi le mani con i tovagliolini dei bar dopo un cornetto alla crema? Inutile. Questi tovagliolini sono fatti apposta per non assorbire, un mix di plastica e carta velina che ha il solo scopo di non attaccarsi a creme e salse. Risultato? Sono poco piacevoli al tatto e non ecologici, quindi vanno nell'indifferenziato. Per questo molti bar finalmente li stanno eliminando. L'espressione legarsela al dito affonda le sue radici in un'antica usanza, quando si legavano strisce di pergamena alla mano per ricordare i precetti religiosi. In Turchia i cavalieri usavano un filo d'oro come promessa d'amore. Oggi però significa ricordare un torto subito in attesa di vendetta.
Siamo di corsa come sempre, come ogni mattina, però ci fermiamo per il caffè con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Allora le stelle stamattina cosa ci dicono? Allora, il vostro velocista delle stelle, che fa sempre bene i conti con il minutaggio che abbiamo a disposizione, oggi vi parla di una cosa a cui è molto legato: musica cantante. E ho scelto una tazza francese, colore carta da zucchero, come la giacca della nostra elegantissima Emanuela oggi, per parlarvi proprio del signor Zucchero Fornaciari. È partito il suo Wild Tour World per il mondo, appunto, iniziata alla grande alle Terme di Caracalla. Fornaciari ci sta stupendo dopo 40 anni di carriera, il nostro bluesman, il più importante in Italia, del resto è stato quello che ha avuto più collaborazioni di tutti con artisti del calibro di Joe Cocker, Pavarotti, di tutto e di più. Ha fatto delle cose bellissime in musica, e quello che mi pareva opportuno sottolineare è che non ha mai tradito il suo stile. Seppur agli esordi la sua canzone, il suo masterpiece Donne di Zucchero arrivò penultima al Festival di Sanremo, è una cosa di cui avevamo già parlato qualche puntata fa, ecco che Zucchero diventa assolutamente un masterpiece della musica italiana. Vedete, Fornaciari è una bilancia, la bilancia è il segno dello stile. Non è importante quale stile si adotti per lo zodiaco nella vita, ma l'importante è la coerenza con quello stile, e la bella Venere fa vibrare il nostro bluesman di vibrazioni assolutamente piacevoli che attraversano il tempo, restituendogli 40 anni di splendida carriera musicale. Auguri a Zucchero Fornaciari. Oggi c'è un tripudio venusiano nello zodiaco. Venere si congiunge a Nettuno proprio come quando è nata. Vi ricordate che Venere nasce dalle acque, dalla spuma delle onde? Ebbene, oggi si ricompone questa immagine: Nettuno e Venere sono congiunti, amore e sogni, così che la congiunzione avviene in pesci. Cancro, pesci e Scorpione sono i più zuccherosi dello zodiaco oggi. Oggi amore, sogni e soprattutto un forte senso di protettività, parola magica e chiave per interpretare la psicologia soprattutto dei pesci. Difensività allo Scorpione, mentre invece familiarità affettiva è quella del Cancro. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? Uno splendido leone che riprende tutto con una visione serena e sicura dall'alto, mentre invece l'Ariete si riprende le certezze in amore. Ebbene, per l'Ariete inizia un periodo molto passionale, quindi qua, cari Ariete, per adesso siete lì a un passo dalla conquista della vostra vita. I Sagittario, che nonostante un periodo di grande confusione stanno trovando la strada giusta per arrivare al quid, all'obiettivo che vogliono, quindi in bocca al lupo, non esagerate come al solito. Cosa fanno i Terra, Toro, Vergine e Capricorno? Oggi il Toro è molto ben influenzato proprio perché Venere è uno dei suoi pianeti, congiunta a Nettuno, romanticità e ambizione, per una volta tanto affettiva per il Toro e non lavorativa. Tutto questo chiaramente è opposto alla Vergine, quindi una Vergine che è sempre più insicura e distante affettivamente. Siete amati, non preoccupatevi, il punto è che dovete riconoscervi in dei codici comunicativi un pochino più distesi e meno ansia da prestazione. Capricorno, fortissimo questo segno zodiacale per adesso, che sta assolutamente stupendo tutti. Se il Capricorno ha qualche dubbio su qualche associazione o qualcosa, presto avrà le soluzioni, ma oggi una piccola fortuna gli verrà a fare una visita, una carezza, chissà che forma assumerà nelle vostre vite. Iaria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Un Acquario sempre più divertito dalle esigenze zodiacali che provocano sogni e amore. Per adesso l'Acquario è il segno più ispirato dello zodiaco, creativo in senso assoluto. Sfruttate bene questo periodo. Gemelli, che invece si confondono proprio un po' nelle dialettiche affettive. Mercurio è fermo, quindi fin quando non si riattiva i Gemelli saranno un po' lì a mugugnare. E Bilancia, per ultimo, questo segno zodiacale che sta assolutamente riprendendo le parti della sua vita in una maniera ottimale, e un po' di romanticità che finalmente arriva a farvi una carezza. Non prendetevela con gli interlocutori professionali, siate calmi. E detto questo, ragazzi, vi auguro una splendida giornata.
Grazie. Grazie Marco, grazie. Allora, adesso raccontiamo cosa è successo il 3 aprile, partendo comunque da lontano. Una questione dibattuta da secoli, la data della crocifissione di Gesù Cristo. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Geology Review, esiste la conferma che Gesù fu crocifisso il venerdì 3 aprile dell'anno 33 d.C. Il francobollo sbagliato più famoso d'Italia, 3 aprile 1961, le poste italiane, per celebrare il viaggio in America Latina del presidente Giovanni Gronchi, fu il terzo presidente della Repubblica, realizzano il famoso francobollo Gronchi rosa, è molto raro e il suo valore di catalogo si aggira intorno ai 2.000 euro. È il 3 aprile del 1973 quando Martin Cooper, inventore e imprenditore statunitense, in una via di New York, di fronte a passanti e giornalisti stupiti, effettua la prima telefonata con un dispositivo portatile che vediamo appunto in questa foto, il primo modello di cellulare. È sempre il 3 aprile del 2010 si dà il via alla commercializzazione negli Stati Uniti dell'ultima invenzione targata Apple, l'iPad. Il primo giorno se ne vendono circa 300.000 e dopo 14 mesi il numero di iPad nel mondo supera quota 25 milioni. 3 aprile del 1956, lo vedete, nasce a Panama Miguel Bosé, figlio dell'attrice italiana Lucia Bosé e del torero spagnolo Luis Miguel Dominguín. Suo padrino di battesimo è stato, pensate, Luchino Visconti. Già da bambino è stato circondato da personaggi illustri come Picasso, Hemingway, entrambi amici di famiglia. In Italia come cantante la sua carriera è stata davvero fenomenale. Per 3 volte ha vinto il Festival Bar grazie a Olympic Games. Bravi ragazzi, ovviamente quella che stiamo sentendo, Se tu non torni, canzone che è stata incisa anche in spagnolo con il titolo Si tu no vuelves ed è stata poi reinterpretata da moltissimi artisti, Nene Grandi, Michele Zarrillo, Malgioglio, Calcutta. Noi stamattina ascoltiamo l'originale, quella interpretata da Miguel Bosé, Se tu non torni. Buongiorno Sicilia finisce qui, a tutti voi una buona giornata. Ciao Emanuela. Ciao Angela, a domani. A domani.